progettato e il comune aveva comunque esposto in agropetrolio un rapporto preliminare ambientale. Con quel rapporto la città metropolitana, a suo tempo provincia, ha fatto delle commissioni di via che, a quanto ci risulta, il comune non ha partecipato. Infatti con una risposta, quando noi abbiamo diffidato la città metropolitana, ha risposto che il comune non si è mai presentato alle commissioni di via e che quindi per loro tutto il lavoro che stavano facendo di valutazione dell'impianto e poi a conclusione con la determina 333-2015, loro con quelle prescrizioni, come vi ricordo anche prima, per l'entrata delle navi gasere, loro hanno deciso di non assoggettare l'impianto. E quindi adesso quel documento è diventato ufficiale e a quel tempo non è stato impugnato, quindi per quanto noi possiamo presentare adesso qualsiasi documento, che sia un nuovo rapporto preliminare ambientale, qualsiasi documentazione che faccia comunque delle osservazioni su quello che c'era scritto su quel rapporto, comunque adesso non c'è nessuna sede giuridica in cui possa essere, insomma, impugnato, possa essere discusso. So che il comitato lo vuole discutere il 10 di maggio all'udienza al TAR. Ricordo comunque però che il 10 di maggio avrà discusso la mancanza di paesaggistica, non avrà discusso la via, se manca la via o se ci sono altre mancanze all'interno dell'iter autorizzativo. Ricordo ancora che il TAR dovrà discutere questo. Logicamente il comune avrà anche altri requisiti, perché il comune si deve difendere, comunque avrà anche altre questioni. Però diciamo che il comune deve difendere il fatto che manca l'autorizzazione paesaggistica. Poi su quanto riguarda le concessioni demaniali, magari più nel dettaglio il funzionario Zambon magari può spiegare fin dall'origine quando noi abbiamo pagato le concessioni. La Capitaneria di Porto non ci ha mai risposto che, insomma, che ci concedeva l'area, però in assenza di risposta della Capitaneria di Porto noi abbiamo sempre creduto comunque che quella strada, anche essendo anche d'uso pubblico, quindi fosse di competenza dell'amministrazione comunale. E a quanto invece dopo c'è risposta della Capitaneria di Porto sembra che comunque non sia stato così, quindi non avevamo neanche titolo per andare a discutere quello che veniva realizzato come il secondo accesso Caraio, che poi ASPO ha concesso perché comunque aveva una sua concessione su quel pezzo di area e ha lasciato comunque che la ditta facesse il secondo accesso senza che ci fosse qualcosa da controbattere. Infatti ho chiesto anche al nuovo consigliere Naccari di ribadire in CDA questo, e l'ASPO però fino adesso non è mai dato risposte così, insomma, convincenti per aver comunque lasciato lavorare nella propria concessione e aver realizzato un secondo accesso. Casomai per tutto quanto, se volete sapere tutto il procedimento e anche la soluzione che ci ha prospettato 2 giorni fa il comandante della Capitaneria di Porto per poter utilizzare la via maestra del lavoro,